Prova, prova, 1, 2, 3, prova.
Buonasera e benvenuti al Palalupe di San Martino di Lupari per questa 19esima giornata del girone nord della Serie A2 femminile. Questa sera in campo qui a San Martino, il Fanola San Martino di Lupari contro il Basket Sarcedo. Fanola San Martino di Lupari, ultimo in classifica con 2 vittorie a fronte di 14 sconfitte, contro appunto il Basket Sarcedo, non in classifica con 7 vittorie e 9 sconfitte. Derby veneto qui in campo a San Martino tra 2 formazioni che distano solo 30 km di distanza, e formazione di Sarcedo che si trova in difficoltà in questo periodo con ben 2 giocatrici del quintetto base infortunate e quindi non arruolabili per coach Zimerle per questa partita. Vediamo però le formazioni in partire per questo incontro. San Martino che parte col numero 1 Guarise, il numero 5 Beraldo, il numero 6 Peserico, il numero 8 Mini e il numero 35 Pini. Formazione ospite il Basket Sarcedo che parte col numero 3 Viviani, numero 7 Mandic, numero 9 Battilotti, numero 12 Carollo e numero 15 il capitano della formazione ospite Fumagalli. Vediamo formazioni che si stanno salutando prima di entrare in campo proprio in questo momento. Arbitri dell'incontro per questa partita il signor Paolo Sordi di Cremona e il signor Matteo Lucotti di Milano. Come dicevo, formazioni comunque una metà classifica Sarcedo, mentre l'altra San Martino purtroppo proprio in fondo alla classifica. Vediamo ora la palla 2 che sta per essere alzata dal primo arbitro dell'incontro, appunto Sordi, vinta, anzi no, esce direttamente oltre la linea laterale. Il possesso però è per San Martino per iniziare questa partita. San Martino che arriva dalla sconfitta della settimana scorsa contro Moncalieri. Sarcedo che arriva invece dalla vittoria dopo che ha interrotto uno stop di 6 sconfitte nelle ultime 7 partite contro Mantova. Intanto il primo tiro dell'incontro preso da Peserico dall'angolo, sbagliato, rimbalzo controllato da Sarcedo con Viviani che va dall'altra parte per Battilotti che cerca la palla dentro subito per Mandic, però sporcata la palla da Pini. Possesso resta in attacco per la formazione ospite. Formazione ospite che, come dicevo, deve fare a meno di Piero Pan e Santarelli. Piero Pan tra l'altro miglior realizzatrice proprio di Sarcedo con quasi 17, con poco più di 17 punti a partita. Infortunio muscolare per lei che l'ha tenuta fuori già la scorsa partita e anche questa. Qui vediamo il primo tiro dell'incontro preso per Sarcedo dal capitano Fumagalli che realizza la tripla, almeno sembrava, non ho visto bene se aveva il piede sulla linea, e mette tripla a bersaglio per dare i primi 3 punti a Sarcedo per iniziare questa partita. Intanto Peserico che va in angolo da Beraldo che va in 1 contro 1, il penetra e scarica, tentativo di passaggio dentro intercettato dalla difesa, già Sarcedo che recupera palla dall'altra parte con Carollo che quasi perde palla, riesce a recuperarla, ci si butta sul terreno, non riesce il controrecupero da parte di San Martino. Allora c'è il tiro da 3 punti ancora da parte della formazione ospite, il rimbalzo offensivo però che dà un extra possesso Sarcedo con Viviani che tiene il palleggio vivo, chiude la palla, va sul lato, 4 secondi da giocare nell'attacco di Sarcedo, 1 secondo, tira allo scadere dei 24, Carollo sbaglia il tiro, lascia scorrere la palla proteggendola bene Guarise e il recupero per San Martino di Lupari, possesso per la formazione di casa. 1 minuto e 30 trascorso sul terreno di gioco, 3-0 il punteggio a favore della formazione ospite. Guarise impostare l'azione offensiva del San Martino, i doppi piccherolati, si butta dentro Guarise, quasi perde palla, riesce a scaricare ma nelle mani di un avversario che va già in contropiede con Battilotto che torna da Viviani, si va sul lato opposto, quasi l'intercetto di Mini, però la palla resta in attacco per Sarcedo. Alla rimessa Carollo, i blocchi e le uscite, la ricezione di Battilotti che dà a Viviani che va in 1 contro 1, le finte, poi si gira, cerca dentro il passaggio Sarcedo per il suo capitano che sbaglia in reverse, rimbalzo controllato da Pini, però mette un piede sulla linea di fondo. Possesso ancora in attacco, secondo extra possesso in 3 azioni per Sarcedo. Uno dei problemi
principali per San Martino di Lupari, appunto i rimbalzi concessi in tutte queste partite di campionato alle formazioni ospiti. Qui la palla dentro per Viviani che, buttandosi indietro, realizza il canestro aiutata dal ferro. 5-0 Sarcedo, 2 minuti e 10 trascorsi nel primo quarto di gioco e possesso per le Lupe. Il pick and roll di Mini con Guarise che si porta sul lato destro, aspetta le uscite di Peserico che finta il tiro, poi penetra, scarica in lunetta per Mini che perde la palla, recuperata da Sarcedo con Carollo che si invola in contropiede ad appoggiare di tabellone. Altri 2 punti, 7-0 sul punteggio e subito time out chiamato da coach di Chiara per iniziare questa partita dopo poco meno di 2 minuti e 30 secondi. 7 Sarcedo, 0 San Martino di Lupari. E si ritorna in campo a San Martino di Lupari. 7-0 per iniziare la partita, parziale subito aperto da Sarcedo che si porta subito con un buon vantaggio contro la formazione di San Martino di Lupari, che ha iniziato male questa partita con già 3 palle perse nei primi 4 possessi e che sicuramente non aiuta il ritmo e l'attacco delle Lupe. Qui Guarise che si porta in ala, torna la palla in guardia per Beraldo che va da Mini in lunetta, la finta di Mini di passaggio, poi il tiro di Mini che sbaglia la conclusione, rimbalzo controllato dalla formazione ospite che è già dall'altra parte con Carollo a spingere la transizione, la palla torna in punta però per Viviani, arriva il blocco di Mandic che la seconda migliore realizzatrice di Sarcedo con quasi 12 punti a partita. Qui recupera il rimbalzo offensivo, cerca l'appoggio di tabellone, sbaglia il tiro, rimbalzo però questa volta controllato da Pini che dà subito a Guarise che è già dall'altra parte per Peserico che va sul lato opposto per Mini, la finta di tiro, il penetra e scarica ma mura la difesa di Sarcedo che recupera anche palla, va sul lato opposto con Viviani che torna in punta da Mandic che guarda le compagne, ci pensa un attimo, poi prende il tiro a 3 punti, dentro e fuori il tiro, rimbalzo lungo controllato da Peserico che va in guardia a impostare l'azione per San Martino, si aspettano le uscite e le ricezioni di Guarise che va inconsegnato con Beraldo le finte di tiro, poi tentativo di ribaltamento e altro recupero, però c'è subito il contro recupero da parte di Guarise che va dentro da Pini che vuole giocare l'1 contro 1 di fisico contro Fumagalli e a realizzare i primi 2 punti per San Martino. 7-2 il punteggio, 4 minuti trascorsi nel primo quarto di gioco, possesso per Sarcedo, la palla per Fumagalli che aspetta le uscite e la ricezione di Carollo che si porta in guardia, i tagli sotto canestro di Mandic che riceve, gioca l'1 contro 1 e si gira bene sul perno e appoggia di tabellone, altri 2 punti sfruttando la stazza e l'altezza contro Pini che comunque a livello di stazza non le concede tanto ma a livello di centimetri concede alla giocatrice di Sarcedo. Qui l'1 contro 1 di Peserico che sbaglia l'arresto e tiro da in mezzo all'area, rimbalzo per la formazione ospite, la palla in punta per Fumagalli, si va dentro a cercare un passaggio per Mandic però bloccata bene dal body check di Pini su di lei e palla persa per Sarcedo, recupero per San Martino di Lupari che fa i primi cambi della partita, entra il capitano Claudia Amabilia e col numero 9 entra Sara Nezzai, sostituite Mini e Beraldo. Il possesso però è per le Lupe che vanno da Mini che fronteggia canestro da Nezzai, tagli sotto canestro di Mini, poi la ricezione di Amabilia inconsegnato con Peserico che chiude il palleggio, arriva da Guarise che gioca l'1 contro 1, cerca un reverse difficilissimo perché non c'era lo scarico nell'angolo come presumevo volesse fare, alla fine tenta un tiro in controtempo molto difficile e lo sbaglia
però dall'altra parte Salcedo a impostare l'azione con la palla per Viviani. Viviani tagli sotto canestro di Mandic che riceve palla, giocherà l'1 contro 1 probabilmente, raddoppiata dalla difesa, lo scarico per Fumagalli, fuori ancora la palla per Viviani che allo scadere di 24 prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Amabilia che va già dall'altra parte, torna sui suoi passi, si porta fuori dalla linea di 3 punti, va in punta per Pini che non ci pensa 2 volte, prende il tiro da 3 punti, corto sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, però a recuperare la palla è ancora Salcedo che dà a Viviani che chiama lo schema offensivo, dalla palla a Fumagalli, si aspettano i blocchi, le uscite, le ricezioni, però il blocco in movimento secondo gli arbitri da parte di Viviani, c'è fallo offensivo per Salcedo e altra sostituzione sul terreno di gioco, esce Guarise, entra col numero 2 Fontana, sempre 9-2 il punteggio, qua quasi 6 minuti trascorsi nel primo quarto di gioco e San Martino che ha messo a referto solo 2 punti finora in quasi 6 minuti di gioco. Qui altra palla persa nell'attacco di San Martino, non si intendono Peserico e Fontana, c'è un'altra palla persa, intanto il primo cambio anche per Salcedo, escono col numero 12 Carollo e col numero 15 Fumagalli, entrano in campo col numero 22 Anna Merlini e col numero 9 Battilotto. Qui intanto il possesso per Salcedo con i consegnati, la palla per Viviani, le uscite dai blocchi di Battilotto che non guarda neanche canestro, preferisce andare dentro, torna sui suoi passi, adesso si cerca in post alto, Mandic recupera bene la palla, però Nezai che si invola dall'altra parte, la palla si muove perimetralmente, arriva per il tiro da 3 punti di Amabilia che sbaglia il tiro, più veloce di tutti a rimbalzo, poi è Nezai che recupera la palla e subisce fallo, andrà in lunetta con 2 tiri liberi, Sara Nezai per smuovere un po' il punteggio per il San Martino di Lupari, San Martino che realizza pochi punti a partita, uno dei peggiori attacchi della Serie 2 del girone nord, ovviamente quasi solo 55 punti, punto 75 a partita a fronte di 66 punti subiti. Intanto realizza il primo dei 2 tiri liberi a disposizione Nezai, 1 su 2 in lunetta questo giro, 9-3 il punteggio, un rimbalzo controllato da Salcedo, palla per Viviani dietro la schiena, poi la pressione di Fontana, tentativo di raddoppio difensivo poi di Amabilia, troppa pressione però questa volta da parte di Fontana che commette fallo, primo fallo per lei e primo di squadra per il San Martino di Lupari e altri cambi sul terreno di gioco, esce Pini e Peserico, entrano in campo col numero 11 Giordano e col numero 13 Arado. Rimessa però è per la formazione ospite che va dentro da Merlini che torna fuori per il tiro da 3 punti di Battilotti che sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, più veloci sono ancora le giocatrici di Salcedo che recuperano palla, qui vanno sempre a cercare dentro la propria lunga Mandic, la formazione ospite che qui subisce fallo sul tentativo di anticipo di Arado che commette il suo primo fallo. Entrata in campo anche, come dicevo, col numero 11 Elena Giordano che dopo un lungo infortunio ha debuttato la scorsa partita nell'ultimo quarto per assaggiare un po' il terreno e vedere come va e riprendere un po' di ritmo di gioco in campionato. Qui il tiro sbagliato da Salcedo, rimbalzo lungo che non viene controllato da Mandic, la palla esce oltre la linea laterale, altro possesso per le Lupe per tentare di riavvicinarsi nel punteggio, sempre 9-3, 7 minuti trascorsi nel primo quarto di gioco. Amabilia a giocare l'1 contro 1, va a chiudersi contro 3 giocatrici, commette infrazione di passi, altra ennesima palla persa per le Lupe. È la 7ª del primo quarto, tantissime. Qui la pressione a tutto campo da parte di San Martino di Lupari che commette fallo con Amabilia, tentativo di raddoppio spezzato bene da parte di Battilotto, altro possesso appunto per Salcedo che va da Merlini, scusate, impunta la palla, si va sul lato opposto, i tagli sotto canestro e la ricezione da parte di Colombo che subisce fallo anche lei appena entrata in campo
Colombo. Primo fallo subito e fallo commesso da parte di Fontana, è già il secondo fallo personale per lei, terzo di squadra per le Lupe, 2 per Salcedo, quarto anzi di squadra per le Lupe, 2 soli per Salcedo. Intanto il primo dei 2 liberi va a bersaglio per Anna Colombo, secondo tiro libero per lei, a bersaglio anche il secondo, 2 su 2, 11 a 3 il punteggio, più 8 per Salcedo, 2:30 da giocare nel primo quarto di gioco. Fontana con il penetra, scarica la palla per Giordano che penetra lungo linea di fondo, lo scarico troppo alto per Amabilia che non riesce a controllare la palla, esce oltre la linea laterale. Altra palla persa per le Lupe, possesso per la formazione ospite con Viviani a impostare l'azione offensiva. Palla va in guardia, il consegnato per lei, dietro la schiena Viviani, in punta per Battilotto, arriva il blocco di Mandic, poi il passaggio sbagliato da parte di Battilotto, recupero di San Martino di Lupari che si invola in contropiede col canestro di Giordano che realizza il quinto punto per il Fanola. Time out sul terreno di gioco, questa volta chiamato da Salcedo sul punteggio di 5-11 per la formazione ospite. (2:01 da giocare nel primo quarto di gioco). Fanola San Martino di Lupari 5, Basket Salcedo 11, 6 lunghezze da recuperare per la formazione di casa con l'ultimo canestro realizzato in contropiede da Giordano e possesso per la formazione ospite che non sta giocando una partita lucidissima, anche se ha avuto molti doppi possessi in attacco per la propria formazione. Qui la palla per Viviani che gioca l'1 contro 1 lungo la linea di fondo, va in palleggio, resta e tiro, cortissimo il tiro sul primo ferro, più veloce di tutti a rimbalzo è Mandic che cerca di dar fuori una palla recuperata da Fontana che cerca di andare in contropiede, il tentativo di recupero da parte di Salcedo, la palla resta per San Martino di Lupari, arriva nelle mani di Giordano che penetra e scarica per Nezzai, fuori ancora per Amabilia, dentro la palla appunto per Nezzai che trova il taglio sotto canestro di Arado che in reverse realizza 2 punti riportando a meno il 4 le Lupe sul 7-11, punteggio basso in questo primo quarto di gioco, 1:13 da giocare, palla per Merlini che tenta il consegnato con Colombo, ma arriva il blocco di Mandic, l'1 contro 1 di Colombo, il roll di Colombo che riceve, il roll di Mandic che riceve, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta col libero supplementare. Ottimo attacco questa giocata, questa volta da parte della formazione di Salcedo che trova bene, becca bene la sua lunga nel roll dopo il taglio. Cambi sul terreno di gioco, intanto entra in campo col numero 12 Carollo e rientra in campo anche col numero 15 Fumagalli, il capitano della formazione ospite. Intanto Giovanna Mandic in lunetta col tiro libero supplementare, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Amabilia che è già dall'altra parte in transizione con la palla in punta per Giordano che trova Arado che fronteggia il canestro, va sul lato opposto per Fontana, il blocco poi di Arado, Fontana che torna da Nezzai che va in 1 contro 1 lungo la linea di fondo, cerca uno scarico e lo trova per Giordano che penetra a sua volta e scarica, 1 secondo da giocare, deve forzare Fontana alla fine di 24, si lotta a rimbalzo, extra possesso per le Lupe con la palla ancora nelle mani di Arado
che va sul lato opposto per Giordano che gioca l'1 contro 1, torna indietro, ridà a Nezai che va anche lei in 1 contro 1, 2 secondi da giocare, poi l'infrazione di passi commessa da Sara Nezai. Alto possesso per Sarcedo, cambio sul terreno di gioco, esce col numero 7 il capitano Claudia Amabilia delle Lupe e entra per la prima volta in partita col numero 17 Martina Rosignoli. Dall'altra parte esce Colombo e rientra in campo col numero 3 Viviani, proprio lei a ricevere la rimessa, a ricevere la palla dopo la rimessa, si porta in punta, si chiama il pick and roll altro con Mandic, l'1 contro 1 e il penetra e scarica per un tiro dall'angolo sbagliato da Sarcedo, rimbalzo lungo controllato da Arado, da Nezai che dà a Rosignoli che tira allo scadere del quarto, trova solo il tabellone. Finisce così allora il primo quarto di gioco a San Martino di Lupari. Fanola San Martino di Lupari 7, Basket Sarcedo 13. Noi ci rivediamo dopo l'intervallo. Secondo quarto di gioco a San Martino di Lupari per la 19ª giornata del girone nord del campionato di Serie A2 femminile. Fanola San Martino di Lupari contro Basket Sarcedo. Dopo il primo quarto vede la formazione di casa sotto nel punteggio per 7-13 con 6 lunghezze da recuperare, e per iniziare questo secondo quarto il possesso sarà per Sarcedo per allungare ancora nel punteggio. Vediamo se San Martino riuscirà a giocare un secondo quarto migliore rispetto al primo, caratterizzato dalle molte palle perse della formazione di casa. Qui la palla dentro per Mandic che fa valere tutto il suo fisico, subisce fallo, andrà in lunetta con 2 tiri liberi, la lunga di Sarcedo, giocatrice di 1,92, lunga veramente imponente, che farà penare molto la difesa di San Martino di Lupari, che non ha giocatrici di tale statura da mettere contro a una lunga di questo livello. Tanto fa 2 su 2 in lunetta Mandic per iniziare questo secondo quarto, porta al nuovo +8 Sarcedo e possesso nelle mani di Guarise che va in punta da Rosignoli. Rosignoli si porta in guardia, tiene il palleggio vivo, va da Giordano, arriva il blocco di Arado, Giordano che va a giocare l'1 contro 1 col penetra e scarica per Rosignoli, torna sulla palla per il tiro da 3 punti di Nezai, sbagliato questa volta, si lotta a rimbalzo, ancora Mandic che sbaglia completamente l'apertura, ridà il possesso alle Lupe. Qui la palla sul taglio di Rosignoli arriva alla fine nelle mani di Giordano che gioca l'1 contro 1, un tiro difficilissimo di Giordano, forzato, ma Arado è più veloce di tutti a rimbalzo, recupera la palla e appoggia il tabellone, altri 2 punti per il Fanola, 9-15 il punteggio. Possesso per Viviani che sfrutta il blocco, prende il palleggio, arresto e tiro, sfortunata questa volta, la palla gira sul ferro poi esce, però Mandic ancora fa la voce grossa a rimbalzo,
Gli arbitri fischiano in contesa per la regola del possesso alternato. La palla sarà per le Lupe, con Guarise a impostare l'azione, sempre lei a impostare l'azione offensiva quando è in campo per San Martino di Lubari, con la palla in punta per Giordano. Arriva il blocco di Arado, Giordano che la cerca dentro dopo la ricezione, si riporta fuori l'attacco per Nezzai che va in 1 contro 1, la finta sul perno, poi il tiro di mano Mancina, sbaglia il tiro, rimbalzo ancora controllato da Mandic che sta facendo la voce grossissima sotto entrambe le planche. Poi il fallo subito da Viviani, commesso da Guarise, è il primo fallo personale per lei. Mandic, miglior rimbalzista di Sarcedo, 9 rimbalzi e 1, quasi doppia cifra di rimbalzi per lei, doppia di media per lei, 11.4 punti e 9 rimbalzi e 1 a partita. Sicuramente una delle giocatrici più importanti di coach Zimmerle. Qui Viviani con la palla dentro, torna fuori ancora per Fumagalli, le finte, aspetta il blocco per il taglio di Mendic, il passaggio è completamente sbagliato però per la lunga che non riesce a controllare, la palla esce oltre la linea di fondo e il possesso è per San Martino di Lupari. Sempre Guarise a superare la metà campo, si porta in guardia le uscite di Antonello, i consegnati nell'attacco di San Martino di Lupari con la palla per Arado, per Rosignoli, scusate, che va da Arado, consegnato ancora nell'attacco di San Martino di Lupari. Poi il tentativo di split da parte di Guarise che subisce fallo commesso da parte di Mandic, il primo fallo personale per lei. Tanto cambi sul terreno di gioco per Sarcedo che rimette in campo col numero 8 Colombo e col numero 18 entra in campo per la prima volta Garzotto. Tanto dopo la rimessa alla difesa zona 3-2 se non sbaglio di Sarcedo, e la palla che si muove perimetralmente per San Martino, arriva nelle mani di Rosignoli che prende il palleggio, arresto e tira, lo sbaglia questa volta, controlla il rimbalzo Sarcedo che subisce fallo con Colombo, fallo commesso da parte di Guarisa, il secondo fallo personale per lei. Rimessa e nelle mani di Viviani che si porta in guardia, si aspettano i doppi blocchi per le uscite di Carollo arriva a giocare il blocco, si va dentro con la palla, tentativo di ribaltamento di lato, la palla che arriva nelle mani di Colombo che prende il tiro cortissimo sul primo ferro, più veloce di tutti a rimbalzo è Nezzai che è già dall'altra parte con Antonello che prende il palleggio, arresto e tiro, realizza altri 2 punti per il Fanola che si porta a 11, meno 4 per San Martino, 15 Sarcedo, 3 minuti trascorsi nel primo quarto di gioco, l'1 contro 1 intanto da parte di Carollo che sbaglia il tiro, rimbalzo controllato ancora da San Martino di Lupari che è già dall'altra parte con Antonello che finta il tiro, poi parte in penetrazione, prende il palleggio arresto e tiro in avvicinamento, lo sbaglia questa volta. Già dall'altra parte Sarcedo intanto con Viviani che manda via la compagna dall'ala, blocco cross screen sotto canestro per fa ricevere la lunga, poi Carollo e poi Viviani decide di buttarsi dentro e subisce fallo commesso da parte di Nezzai, è il primo fallo personale per lei. In lunetta Silvia Viviani con 2 tiri liberi. Giocatrice da 81% in lunetta. Realizza il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero per lei. A bersaglia anche il secondo. Riporta più 6 Sarcedo sul 17-11, 6 minuti e 23 da giocare. Antonello a superare la metà campo, il blocco di Nezzai, Antonello ancora a prendere il palleggio di tiro, stoppata però questa volta da parte di Viviani. La palla però resta in attacco per San Martino di Lupari, 15 secondi da giocare in questa azione. Fuori la palla direttamente per Pini che torna in punta da Peserico, appena rientrata in campo, si va con la palla in ala, dentro la palla per Pini che torna fuori da Peserico
che va sul lato opposto per Antonello, che finta il tiro, torna fuori la palla per Nezzai, dentro per Pini, 2 secondi da giocare, dovrà forzare Pini, sbaglia però la conclusione, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di una giocatrice delle Lupe, possesso per Sarcedo, sempre 17-11 il punteggio, 4 minuti soli trascorsi in questo secondo quarto di gioco e Viviani a superare la metà campo, ma in punta da Fumagalli sul lato opposto per Garzotto, Garzotto il consegnato con Colombo che penetra, a cui viene strappato palla da parte di Nezzai che lancia in contropiede Peserico che segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta con libero supplementare, fallo commesso dal numero 3 ospite Viviani, è il secondo fallo personale per lei. Cambio intanto per coach Zimerle, esce col numero 12 Carollo e rientra in campo col numero 22 Merlini. Intanto Alice Peserico in lunetta con il tiro libero per completare il gioco da 3 punti. Che lo completa realizzandolo, riportando a -3 il Fanola sul 14-17. Punteggio bassissimo finora in questa partita tra le due formazioni, attacchi un po' secchi qui. Intanto Colombo col tiro dal mezzo angolo realizza 2 punti che smuovono l'attacco di Sarcedo, riportandolo a +5. Tanto qui l'infrazione dei passi commessa da Antonello. Palla persa per le Lupe, possesso ancora per la formazione ospite, sempre Viviani a superare la metà campo, il tentativo di intercetto da parte di Peserico, sporca solo il possesso, resta la palla in attacco per Sarcedo, intanto cambi sul terreno di gioco, rientra Beraldo e dall'altra parte rientra Mandic ed esce Fumagalli, mentre per il San Martino appunto è rientrato in campo Beraldo ed esce col numero 16 Antonello. Possesso per Sarcedo con le uscite e la ricezione di Viviani, sicuramente adesso andrà a cercare dentro la propria lunga Sarcedo, qui sbaglia completamente la posizione difensiva Peserico, concede una linea di penetrazione a Viviani che realizza altri 2 punti dando un nuovo +7 a Sarcedo sul 21-14. Qui intanto Pini col canestro da 3 punti di tabella che riporta a -4 il Fanola sul 17-21. Qui Viviani in 1 contro 1, il penetra, lo scarico bellissimo per l'appoggio da sotto canestro di Garzotto e time out sul terreno di gioco chiamato da coach Di Chiara. 17 Fanola, 21 Sarcedo, 4:37 per terminare il secondo quarto di gioco. (4:37 per terminare il secondo quarto di gioco). Fanola 17, Sarcedo 23, 6 lunghezze da recuperare per la formazione di casa, ma possesso nelle mani di San Martino di Lupari per iniziare questa azione dopo il time out chiamato da coach Di Chiara, con l'ultima azione da parte, le ultime 2 azioni da parte di Sarcedo con Viviani che è penetrata dritto per 2 volte, una volta per segnare direttamente lei in sottomano, la seconda volta per trovare una compagna sotto canestro e realizzare il più facile dei tiri. Qui intanto Beraldo che si butta dentro, subisce fallo. Andrà in lunetta con 2 tiri liberi Francesca Beraldo.
realizza il primo dei due a disposizione. Secondo tiro libero per lei, a Bersagli anche il secondo, nuovo meno 4 Fanola, 23 Sarcedo, 19 Fanola. Subito qui la pressione difensiva di San Martino di Lupari, eccessiva secondo l'interpretazione arbitrale, e fallo subito da parte di Viviani, fallo mal speso questa volta da parte di Nezzai, che manda in lunetta con 2 tiri liberi per bonus raggiunto Silvia Viviani. Fallo che si poteva evitare, era sotto canestro. Dopo la ricezione della rimessa Viviani non aveva ancora fatto niente. L'attacco di Sarcedo regala letteralmente 2 liberi a una delle migliori tiratrici di liberi della formazione ospite, che infatti fa 2 su 2 in lunetta. Rimporta più 5 Sarcedo, 26 a 19, 4 e 11 da giocare. Sempre la difesa zona 2-3 questa volta da parte di Sarcedo, molto adattata. Rimbalzo lungo controllato da San Martino dopo il tiro sbagliato da Nezzai, e sotto canestro Pini fa la voce grossa e realizza altri 2 punti, riporta a meno 4 il Fanola. Mandic intanto a superare la metà campo e poi sbaglia completamente il passaggio per una propria compagna. Spalla esce oltre la linea di fondo, possesso per le Lupe. Cambi intanto sul terreno di gioco per coach Zimerle. Rientrano in campo col numero 9 Battilotto e col numero 15 Fumagalli. Peserico a superare a metà campo, dare a Rosignoli che torna da Peserico. Tentativo di palla dentro, sporcato dalla difesa di Sarcedo. Possesso però resta in attacco per le Lupe. Dal fondo con la rimessa sempre contro questa zona 2-3. Palla fuori per Pini, in punta per Peserico. Uscita dai blocchi la ricezione di Rosignoli, che prende il catch and shoot da 3 punti e realizza la tripla del meno 1 per il Fanola. 24 a 25, 3-20 da giocare nel secondo quarto di gioco. Possesso per Sarcedo con i consegnati per Viviani. Le uscite dai blocchi di Carollo, che non riceve per la buona pressione difensiva di San Martino. Ora riceve solo ora la giocatrice di Sarcedo, che penetra, scarica per il tiro da 3 punti allo scadere dei 24 di Fumagalli, che non tocca neanche il ferro. La palla si spegne oltre la linea di fondo e c'è time out anche sul terreno di gioco chiamato da Sarcedo. 24 Fanola, 25 Sarcedo, 3 minuti esatti prima dell'intervallo lungo di metà partita. E si ritorna in campo per questi ultimi 3 minuti di gioco del secondo quarto qui a San Martino di Lupari. Fanola San Martino di Lupari 24, Basket Sarcedo 25, e punto su punto San Martino sta cercando di mettere la testa avanti in questa partita, che contro la difesa zona che aveva proposto finora. Sarcedo sta attaccando discretamente, sta muovendo bene la palla. Qui trova Rosignoli per un tiro libero da 3 punti sbagliato dalla giocatrice di San Martino. Già dall'altra parte Viviani a giocare l'1 contro 1, chiude il palleggio forse prematuramente, torna fuori la palla per Colombo, però sporca il passaggio benissimo la difesa di San Martino, che è già dall'altra parte, con Peserico che commette una chiara infrazione di passi nella ricezione. Altro possesso
sprecato un po' da San Martino, che poteva portarsi avanti nel punteggio. Tanto cambi sul terreno di gioco, rientra in campo Carollo per Salcedo e dall'altra parte rientra in campo Fontana. Qui subito il fallo dopo la rimessa da parte di Beraldo, che manda un'altra volta in lunetta Viviani con 2 tiri liberi. Che qui fallo rivedibile da parte della difesa di San Martino, che manda giocatrice, cioè col numero 3 in lunetta con 2 tiri liberi. Come dicevo prima, una delle migliori tiratrici di liberi di Salcedo, 81% in lunetta dalla linea della carità per lei, e altro giro e altro 2 su 2 da parte sua in lunetta, già 6 su 6 in lunetta per Viviani finora. La palla per San Martino di Lupari, che muove contro la difesa di Salcedo, perimetralmente il pallone arriva in angolo per Beraldo per un passaggio fuori per il tiro da 2 punti di Fontana, nuovo -1, 27-26 il punteggio, 2 minuti da giocare nel secondo quarto di gioco. Possesso per Salcedo nelle mani del capitano Fumagalli, forse l'ha spinta un po' di Fumagalli qui nel coso, dentro la palla per Mandic, triplicata dalla difesa di San Martino. Palla 2 fischiata dagli arbitri, e per la regola del possesso alternato la palla resta in attacco per Salcedo. Cambi intanto sul terreno di gioco. Anzi no, fermano solo gli arbitri per sistemare il tempo sui 24 di gioco. Portano a 8 il cronometro. Rimessa a punto per Salcedo con la palla lunga fuori per Carollo. Dall'altra parte per Viviani, che dovrà forzare perché mancano pochi secondi. Viviani forza, sbaglia il tiro, però si perdono a rimbalzo Fumagalli, che recupera il pallone, subisce fallo, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Qui errore da parte della difesa di San Martino di Lupari, che lasciano il capitano ospite solo sotto canestro per recuperarsi questo pallone. Marina Fumagalli, capitano appunto del basket Salcedo, sbaglia il primo dei 2 liberi a disposizione. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2, ma altro possesso in attacco recuperato da Salcedo, con la palla per Viviani in angolo per il tiro da 2 punti, sbagliato ancora dalla formazione ospite. Rimbalzo controllato da Pini, che va da Beraldo, che sbaglia completamente, voleva passare la palla e invece commette una banale infrazione di doppio palleggio, cambia idea all'ultimo secondo senza riuscire a trovare la compagna. Brutto errore, che questo possesso è la terza volta che San Martino sbaglia, commette un errore in un possibile possesso che poteva darle il primo vantaggio della partita. Qui intanto la palla dentro per Mandic, che gioca in 1 contro 1, sbaglia però l'appoggio di Tabellone, ancora più veloce di tutti a rimbalzo è Salcedo, però la palla non aveva toccato il ferro, quindi non era stato resettato il cronometro dei 24. Possesso per le Lupe e palla persa per Salcedo. Fontana a superare la metà campo, la palla per Rosignoli che si riporta in punta, ridà in ala a Fontana, che torna in punta, palla che si muove perimetralmente tra Fontana e Rosignoli, la penetrazione poi lungo la linea di fondo di Fontana, passaggio stavolta troppo laterale per Beraldo, che non riesce a ricevere sul lato opposto. Altro possesso buttato da San Martino, come dicevo prima è il quarto possesso che San Martino ha la possibilità di riportarsi avanti nel punteggio e non ci riesce per palle perse o errori banali. Qui intanto il passo e tiro da parte di Carollo, che sbaglia la conclusione, rimbalzo controllato dalle Lupe, che sono già dall'altra parte, con Fontana che va in ala per Rosignoli, che si riporta in punta sul lato opposto per Beraldo. Arriva il blocco di Pini, Beraldo che resta in punta, va in angolo da Rosignoli,
Le finte di Rosignoli, 5 secondi da giocare, palla per Beraldo che dovrà forzare, tira allo scadere di 24, dentro e fuori il tiro, si lotta a rimbalzo, controllo però da parte di Salcedo che è già dall'altra parte con Carollo ad andare ad appoggiare di tabellone, altri 2 punti per il Nuovo, meno 3, 7 secondi da giocare per terminare il quarto. Rosignoli che si butta dentro, sbaglia il tiro, rimbalzo lungo controllato da Salcedo che non riesce neanche a tirare prima dello scadere del quarto. Terminano così allora i primi 2 quarti di gioco a San Martino di Lupari. Fanola San Martino di Lupari 26, Basket Salcedo 29. Noi ci rivediamo dopo l'intervallo lungo.
E torniamo in collegamento da San Martino di Lupari per la 19ª giornata del girone nord di Serie A2 femminile. Fanola San Martino di Lupari 26, Basket Sarcedo 29. Dopo i primi 2 quarti di gioco, squadre vicine nel punteggio e poco divario tra le due formazioni che finora stanno giocando una discreta partita, anche se a livello realizzativo si sta facendo molta fatica in attacco per entrambe le formazioni. 35% scarso dal campo per il Fanola contro un pessimo 30% dal campo per Sarcedo, che sta tirando però molti più tiri liberi di San Martino di Lupari, 10 su 13 finora per un 77%, 4 su 5 solo in lunetta. Ottimo, direi 4 su 5, l'80% per San Martino. Però queste 3 lunghezze di svantaggio, partita ancora tutta aperta in questi secondi 2 quarti. Miglior realizzatrice comunque dell'incontro finora è Silvia Viviani di Sarcedo, con già 10 punti a referto, unica giocatrice in doppia cifra tra le due formazioni. Pesano molto in questi primi 2 quarti le palle perse di San Martino, già 13 finora. Però San Martino parte subito questo secondo quarto, secondi 2 quarti col possesso in mano, e la palla per Pini che dà a Guarise, il blocco di Pini, Guarise che va in angolo da Beraldo che ribalta al lato per Peserico, l'1 contro 1 di Peserico, 8 secondi da giocare, 1 contro 1 di Guarise, a cui viene sporcato il pallone, la palla esce oltre la linea di fondo, il possesso resta in attacco per le Lupe, con soli 4 secondi da giocare. Però la palla fuori per Pini, in angolo per Nezzai, la finta, il palleggio, arresto di tiro, lo scadere dei 24 di Sara Nezzai, che realizza il nuovo -1 per il Fanola. Già dall'altra parte Sarcedo con la palla per Fumagalli, consegnato con Carollo per Colombo, che gioca l'1 contro 1, scusate, per Battilotti, che gioca l'1 contro 1, subisce fallo. Andrea Lunetta con 2 tiri liberi, la giocatrice, anzi no, non è stato dato movimento continuato per il tiro, solo possesso solo rimessa dal fondo per Sarcedo, come dicevo, unica giocatrice in doppia cifra finora, Viviani con 10 punti, un 6 su 6 in lunetta, e anche 6 punti per Mandic, conditi da 6 rimbalzi per lei. Ottima prestazione della lunga finora di Sarcedo, mentre per San Martino di Lupari punteggio spalmato su più giocatrici, con Pini miglior realizzatrice con 7 punti finora per le Lupe. Tanto gli arbitri che sistemano qualcosa sul tabellone. Ah sì, il fallo che è stato commesso da Peserico hanno cambiato, era stato fischiato a Pini, in realtà è Peserico che subisce fallo. Tanto qui il recupero da parte di Peserico sulla rimessa, si involano dall'altra parte le Lupe con la palla fuori per Nezzai, che va da Guarise, torna la palla a Nezzai, dentro per Pini, però l'anticipo di Sarcedo con Mandic, poi che riceve palla in transizione, si gira sul perno e realizza altri 2 punti Giovanna Mandic, 8º punto personale per lei, più 3 Sarcedo, 31-28 il punteggio. Possesso per le Lupe con la palla per Beraldo, che gioca l'1 contro 1, torna fuori la palla per Nezzai, che non ci pensa 2 volte, prende il tiro da 3 punti cortissimo sul primo ferro, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo. Altro possesso per Sarcedo. Ottimo però il movimento di palla da parte delle Lupe, che avevano trovato liberissima Nezzai per il tiro da 3 punti. Qui la pressione difensiva di Beraldo su Viviani, la palla fuori, ritorna in mano a Viviani, che gioca l'1 contro 1 e subisce fallo commesso da Irene Guarise, il terzo fallo personale per lei. Rimessa ancora in attacco per la formazione ospite, con la ricezione di Fumagalli, che torna in punta da Viviani. Viene a giocare l'1 contro 1, a cercare l'appoggio di tabellone, a subire fallo, non riesce a realizzare Viviani, ma andrà comunque in lunetta con 2 tiri liberi.
fallo commesso da Francesca Beraldo, secondo fallo personale per lei e già terzo di squadra quando non sono ancora trascorsi 2 minuti nel terzo quarto di gioco. Viviani in lunetta con 2 tiri liberi, come dicevo, lei che realizza il 7° tiro libero personale, 7 su 7 finora in lunetta per lei, come dicevo giocatrice da 81% in lunetta. Fa 2 su 2 anche in questo caso, percorso netto finora, 8 su 8 in lunetta per lei, 12 punti personali per Silvia Viviani. Tanto Guarise per Pini che non guarda il tabellone, non guarda il canestro, ridà a Guarise, penetra e scarica per il tiro da 3 punti di Beraldo, che riporta a -2 il Fanola sul 31-33. 2 minuti e mezzo trascorsi nel terzo quarto di gioco. Possesso per Salcedo con la palla nelle mani del proprio capitano, che dà a Battilotto. Arriva il blocco, fuori la palla per Viviani, ancora in angolo per Battilotto che gioca l'1 contro 1, il penetra e scarica per il tiro da 3 punti allo scadere dei 24 di Carollo. 3 punti di qua, 3 punti di là, nuovo più 5 per Salcedo, 31-36 il punteggio. Palla per Pini che dà Nezzai che va da Peserico che si porta in punta, aspetta le uscite dai blocchi e la ricezione e il tiro di Berardo, corto sul primo ferro questa volta, rimbalzo controllato da Salcedo che va dall'altra parte, però commette infrazione di metà campo sulla ricezione. Corollo calpesta la linea di metà campo ritornando. Buona difesa questa volta delle Luppe, che mettono pressione fin da subito e recuperano questo pallone. Entrate con più grinta difensiva in questo inizio di terzo quarto le giocatrici di casa. La palla in lunetta per Pini che sbaglia il tiro, rimbalzo lungo controllato da Carollo già dall'altra parte, però bravissima Amabili a recuperare palla, che dà subito a Guarise dentro per Peserico che prende il tiro, sbaglia, forse c'era anche fallo, si lotta a rimbalzo, parapiglia a rimbalzo e fallo subito da Battilotto, commesso da Amabilia. È il secondo fallo personale per lei. Intanto cambio sul terreno di gioco, escono Pini e Guarise, rientrano in campo Fontana e Arado. È messa al fondo per Salcedo, pressione a tutto campo di San Martino di Lupari con i raddoppi, chiude il palleggio, torna fuori la palla, riescono a battere il raddoppio proprio allo scadere degli 8 secondi le giocatrici ospiti, e poi il fallo subito da parte di Battilotto, commesso ancora da Amabilia. Terzo fallo personale per lei e già bonus raggiunto quando mancano 6:25 per terminare il terzo quarto di gioco. Michela Battilotto che sbaglia il primo dei 2 liberi a disposizione. Secondo tiro libero per lei, sbagliato anche il secondo, ma c'è invasione sul rimbalzo. Palla persa per Salcedo e possesso per le Lupe con Fontana a superare la metà campo. La palla in punta per Nezzai che guarda dentro, non c'è il passaggio, allora va sul lato opposto per Peserico che tiene il palleggio vivo, prende poi il palleggio a resto e tiro, sbaglia la conclusione, controlla il rimbalzo Mandic che dà subito a Viviani che supera la metà campo, va da Fumagalli per Battilotti, no scusate, per Carollo, dentro la palla ancora, fuori in angolo per la penetrazione di Battilotti che si gira sul perno, sfortunatissima questa volta, la palla viene sputata dal ferro, il rimbalzo però per San Martino che è già dall'altra parte con la palla dentro per Arado che fronteggia, ribalta al lato per Nezzai, la finta di Nezzai, la partenza lungo la linea di fondo e il fallo subito da Nezzai sul tentativo di tiro commesso dal numero 7 ospite. Mandic è il secondo fallo personale per lei, cambia intanto per Salcedo, rientra in campo col numero 8
Anna Colombo. Tiri liberi per Sara Nezzai, che realizza il primo a disposizione. Secondo tiro libero per lei, a bersagli anche il secondo. Nuovo -3 per il Fanola, 33-36 il punteggio, 5-39 da giocare nel terzo quarto di gioco, e cambio anche per il Fanola. Rientra in campo Giordano ed esce col numero 6 Peserico. Possesso per Sarcedo con la palla che si muove perimetralmente, arriva nelle mani di Viviani, si aspetta la posizione sotto canestro di Mandic, che non riceve, prende palleggiare questo tiro Viviani, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di una giocatrice di San Martino di Lupari. Possesso resta in attacco per Sarcedo. Alla rimessa Colombo, le uscite dai blocchi, la ricezione di Fumagalli, consegnato con Viviani dietro la schiena, scorribanda di Viviani, che poi dà a Carollo, a Battilotti, che perde palla, recupero di San Martino di Lupari, che è già dall'altra parte con Fontana, che subisce fallo commesso da Fumagalli. È il primo fallo personale per il capitano della formazione ospite. 2 tiri liberi per Anna Fontana, che sbaglia il primo a disposizione. Secondo tiro libero per lei, a bersaglio il secondo. Nuovo -2 per il Fanola, 34-36 il punteggio, e San Martino che è sempre a inseguire, anche si è portato più volte sul -1 durante il secondo quarto di gioco, ma non è riuscita a mettere la testa avanti in questa partita. Qui la palla dentro per Mandic, che poi trova il taglio, il ribaltamento di lato, il tiro da 3 punti di Viviani sbagliato, però altro extra possesso in attacco con la palla dentro per Mandic, che però era rimasta troppo dentro l'area, commette infrazione di 3 secondi offensivi. Altro possesso per le Lupe, che con un tiro da 3 punti potrebbero andare in vantaggio, con 1 da 2 o 2 tiri liberi riportarsi in parità nella partita. Fontana col palleggio vivo, in punta per Nezzai, sul lato opposto per Amabilia, che prende il catch and shoot da 3 punti lungo sul secondo ferro, si lotta a rimbalzo, controlla Sarcedo, che è già dall'altra parte con Viviani, in punta per Fumagalli, la palla bellissima in backdoor per Battilotti, che subisce fallo. Andrà Lunetta con 2 tiri liberi, la giocatrice di Sarcedo, fallo commesso da Elena Giordano, è il secondo fallo personale per lei. 2 tiri liberi intanto appunto per Michela Battilotti. Sbaglia il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero per lei. Sbagliato anche il secondo, rimbalzo controllato da Arado, che dà subito a Fontana. Fontana che si porta in guardia, in punta per Giordano. Giordano che torna da Arado. Tagli sotto canestro di Amabilia, ricezione fuori per il tiro da 3 punti di Nezzai, corto sul primo ferro, rimbalzo lungo controllato da San Martino, la palla torna fuori, salvataggio da parte di Fontana, che va in angolo per Amabilia, che realizza la tripla, che dà il primo vantaggio della partita a San Martino di Lupari. 37-36, 3:40 da giocare nel terzo quarto di gioco. Possesso però per la formazione ospite, con la palla nelle mani di Fumagalli, per Viviani, dentro la palla per Mandic, che subisce fallo. Fallo commesso da Arianna Arado. Tanto cambio sul terreno di gioco, esce col numero 9 Battilotti, rientra col numero 22 Merlini. Però 2 tiri liberi per riportarsi in vantaggio, se realizzati tutti e 2 da parte di Giovanna Mandic. Sbaglia però il primo dei 2 a disposizione, la lunga di Sarcedo,
secondo tiro libero per lei. A bersaglio il secondo, nuova parità nella partita sul 37 pari, 3:27 da giocare nel terzo quarto di gioco. Fontana col penetra, scarica la palla in angolo ancora per Amabilia dalla stessa posizione di prima del tiro a 3 punti, lo sbaglia questa volta, rimbalzo controllato dalla formazione ospite. Viviani che va sul lato di Merlini ancora per Viviani, a cui viene sporcata palla, il possesso però resta ancora in attacco per la formazione ospite. 9 secondi per terminare questa azione. Alla rimessa Colombo, ricezione di Viviani dopo la rimessa, palleggio vivo per lei, il blocco di Mandic che viene cercata dentro, bruttissimo passaggio questa volta, recupero da parte di San Martino di Lupari, però fischiano infrazione perché sono scaduti i 24 secondi senza aver concluso niente l'attacco questa volta di Sarcedo. Possesso per le Lupe, la ricezione un po' difficoltosa per Nezzai sulla rimessa che ridà a Fontana che col penetra scarica ancora per Amabilia, torna la palla in punta per Nezzai sul lato opposto per Giordano a giocare l'1 contro 1, poi il fallo subito da Giordano commesso da Merlini, secondo fallo personale anche per lei. Non sono ancora in bonus però le giocatrici di Sarcedo, quindi è solo rimessa laterale per le Lupe che cerca con Amabilia una palla dentro per Arado, sorvola direttamente la compagna, la palla esce oltre la linea di fondo. Time out però sul terreno di gioco, fanno la San Martino di Lupari 37, Basket Sarcedo 37, 2:39 per terminare il terzo quarto di gioco. Ultimi 2 minuti e 39 di terzo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari. Formazioni appaiate sul 37 per terminare questo terzo quarto di gioco e possesso per Sarcedo che può rimettere avanti la testa se concretizzerà questo possesso. La rimessa, la ricezione di Viviani che supera la metà campo, da a Fumagalli in punta per Mandic che torna da Fumagalli, va sul lato opposto per Colombo, la difesa zona 3-2 di San Martino di Lupari, per Viviani che prende il palleggio a resta e tiro, lo sbaglia però, più veloce di tutti a rimbalzo ancora Mandic che però sbaglia completamente il passaggio in apertura, il recupero da parte di Giordano che subisce anche fallo intenzionale. Andrea Lunetta, Elena Giordano con il tiro libero e la rimessa per San Martino di Lupari, fallo ritenuto intenzionale da parte degli arbitri. 2 tiri liberi per Elena Giordano per riportare avanti San Martino di Lupari, sbaglia il primo dei 2 a disposizione però Giordano, e anche il secondo cortissimo sul primo ferro, però il possesso resta appunto in attacco per San Martino di Lupari, ricordo sempre su un fallo antisportivo. Sono 2 tiri liberi più possesso per la formazione che subisce il fallo. E alla rimessa intanto Fontana
La ricezione di Arado che torna da Fontana, si porta in punta, va sul lato opposto per Giordano che va da Amabilia, che cerca il passaggio per Nezzai che commette fallo sull'anticipo di Viviani ancora in lunetta con 2 tiri liberi. Forse, secondo me, non c'era da fischiare niente, però gli arbitri sono posizionati meglio di me da qua sopra che vedo la partita, sicuramente avranno visto correttamente la situazione. Mandano in lunetta appunto con 2 tiri liberi Silvia Viviani che realizza il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero per lei. A Bersagli anche il secondo, percorso netto, 10 tiri liberi già segnati, tirati e segnati da Silvia Viviani finora in questa partita. Qui l'1 contro 1 di Giordano che torna di Fontana che torna sui suoi passi. Adesso la palla ritorna in mano, va da Nezzai che becca sotto canestro Giordano che vuole giocare l'1 contro 1, le finte di Giordano, poi torna fuori la palla ancora per Nezzai che deve forzare, non si ravvede della scadere dei 24, scarica la palla fuori al posto di tirare, perdono la palla le Lupe, così recuperano il pallone di nuovo le giocatrici di Salcedo. 39-37 il punteggio, sempre partita in equilibrio anche in questo terzo quarto di gioco. 1:38 per terminare questo terzo quarto. Palla per Viviani che va da Fumagalli, fuori ancora per Viviani che ci pensa un attimo, poi prende la tripla e la realizza, ridando il nuovo +5 a Salcedo. 37-42, 1:21 da giocare e fallo qua commesso dalla difesa di Colombo, subito da Elena Giordano che riandrà in lunetta con 2 tiri liberi dopo lo 0-2 di prima. Anzi, Fontana va in lunetta con 2 tiri liberi. Tanto cambi sul terreno di gioco, escono Amabilia e Nezzai, rientrano in campo Mini e Rosignoli. 2 tiri liberi per Anna Fontana che realizza il primo a disposizione. Secondo tiro libero per lei, dentro e fuori questo, però velocissimo a rimbalzo Fontana, poi perde la palla, non si intende con Arado che non recupera il pallone. Palla per Salcedo in angolo, il fallo subito, pensavo fosse sulla palla, invece è commesso sotto canestro da parte di Arado sul tentativo di tenere fuori dalla zona pitturata Mandic. In lunetta la lunga di Salcedo con 2 tiri liberi e quarto fallo personale per Arianna Arado. Sbaglia il primo dei 2 a disposizione Mandic. Secondo tiro libero a bersaglio per la lunga di Salcedo, riporta +5 Salcedo sul 43-38, 1 minuto e 08 per terminare il terzo quarto di gioco, e San Martino che sostituisce Arado, gravata di 4 falli, e rimette in campo Pini. La palla in punta intanto per Giordano, il consegnato con Rosignoli. Rosignoli a giocare l'1 contro 1. Torna fuori la palla per Giordano che prende il palleggio, arresto e tiro stortissimo, però bravissima Fontana a recuperare palla, però calpesta la linea sfortunata, calpesta la linea di fondo, perde palla ancora San Martino di Lupari. Altro possesso per la formazione ospite, con Viviani a superare la metà campo. La palla per Fumagalli che trova Battilotti che si butta dentro a subire fallo. 2 tiri liberi per Michela Battilotti. Qua tentativo di raddoppio di San Martino di Lupari, forse un po' prematuro, concedono un passaggio facile per Battilotti sotto canestro che subisce fallo sul recupero da parte della difesa. Qui realizza il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero a bersaglio anche il secondo per Battilotti, anzi no, viene annullato il tiro libero per invasione da parte di Mandic.
37 secondi e 5 da giocare, più 6 Sarcedo, 38-44, possesso però nelle mani del Fanola per recuperare qualche punto prima di terminare questo terzo quarto di gioco. Fontana col palleggio vivo, arriva il blocco di Mini, ma sul lato di Rosignoli a giocare l'1 contro 1 sul blocco di Pini, chiude il palleggio Rosignoli, torna fuori da Giordano che gioca ancora il penetra e scarica con la palla che arriva in angolo per Rosignoli che sbaglia il tiro a 3 punti, controlla il rimbalzo Viviani e qua poi il quasi intercetto e il quasi recupero da parte di San Martino di Lupari, poi quasi concretizzato completamente, però l'ultimo tocco è di una giocatrice ospite. Il possesso per questi ultimi 5 secondi e 9 di terzo quarto è per San Martino di Lupari, che cercherà di costruire un tiro per questa ultima azione. Palla direttamente sotto canestro per Pini, anzi che non riceve, recupera palla Viviani che tira allo scadere del quarto, pessima rimessa da parte del San Martino di Lupari col tentativo di passaggio dentro per Pini che tocca il ferro, poi il recupero, finisce però così. Allora il terzo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari, Fanola San Martino di Lupari 38, Basket Sarcedo 44. Noi ci rivediamo per l'ultimo quarto di gioco tra 2 minuti. Ultimo quarto di gioco a San Martino di Lupari per la 19ª giornata del girone nord di Serie A2 femminile. Fanola San Martino di Lupari 38, Basket Sarcedo 44, 6 lunghezze da recuperare per la formazione ospite, ma possesso per iniziare questo ultimo quarto di gioco per Sarcedo, e Sarcedo che sta comunque in questi ultimi possessi del terzo quarto di gioco recuperato un po' di distanza rispetto a San Martino di Lupari, che era riuscita a portarsi in vantaggio durante il terzo quarto di gioco e a mangiare punto su punto la differenza che li divideva da San Martino. Intanto contrasto sul terreno di gioco e botta presa da una giocatrice di Sarcedo, mi sembra sia il capitano ospite, che resta un attimo a terra. Botta sembra presa ginocchio contro ginocchio, così a prima vista mi sembrava niente di troppo grave, ma molto doloroso sicuramente questo tipo di contrasto. Intanto Silvia Viviani vedo che si è portata dopo la fine del terzo quarto a 17 punti personali con un ottimo 10 su 10 lunetta, e anche Giovanna Mandic si è portata in doppia cifra con 10 punti e 8 rimbalzi, quasi doppia raggiunta per la lunga di Sarcedo. Qui bravissima Viviani che si butta dentro e trova il backdoor della compagna, che realizza altri 2 punti da sottocanestro, ridando il più 8, massimo vantaggio raggiunto
finora in questa partita un paio di volte da parte di Salcedo. Qui Pini a ricevere palla, a giocare l'1 contro 1, girarsi sul perno, subire fallo, col fallo commesso da parte di Battilotti. Ancora lunga però la partita, ancora 9 minuti e 19 da giocare e c'è tutto il tempo per San Martino per recuperare questi 8 punti di svantaggio. Intanto sostituisce coach di Chiara Anna Fontana e rimette in campo col numero 1 Irene Guarise. Dopo la rimessa la palla fuori per Pini, che dà a Guarise, si va in angolo nell'attacco di San Martino, poi ribaltamento con la palla che si muove perimetralmente, quasi intercetto da parte della difesa di Salcedo, però il possesso resta in attacco per le Lupe. 4 secondi però per terminare l'azione per San Martino, palla per Guarise che ci pensa un attimo, prende il palleggio, resta il tiro perché stanno scadendo i 24, rimbalzo lungo però controllato da Mini che rida fuori con la palla che arriva in angolo a Rosignoli che gioca l'1 contro 1, trova lo scarico per Mini, la palla di nuovo dentro e l'intercetto da parte della difesa di Salcedo con Viviani che si invola in contropiede, torna però fuori sui suoi passi, vuole impostare meglio l'azione offensiva di Salcedo, si chiama sul blocco di Mandic, va in angolo la palla, dentro il tentativo di passaggio e l'intercetto per San Martino di Lupari da parte di Pini. Buona questa volta la copertura della lunga di San Martino di Lupari che qui imbecca il taglio sotto canestro di Mini che subisce fallo commesso, anzi no fallo, che calpesta però la linea di fondo. Mini, altra palla persa per le Lupe, qui pessimo passaggio da parte di Salcedo che regala la palla a San Martino di Lupari, che va da Rosignoli, in lunetta la palla per Mini che in automatico cerca il passaggio dentro per Pini, però subisce fallo Mini, fallo commesso da Fumagalli. È il terzo fallo personale per il capitano ospite. Qui intanto altro cambio sul terreno di gioco, il Scemini e rientra in campo Nezzai col numero 9. Possesso in attacco per le Lupe con la palla per Guarise che va da Giordano che mette giù la palla, penetra e scarica, va in angolo per il tiro da 3 punti, dentro e fuori da parte di Rosignoli, poi bravissima Pini a recuperare il rimbalzo e a realizzare i 2 punti. Subito però la pressione difensiva di San Martino di Lupari che recupera palla e poi il fallo penso subito da parte di Giordano. Sì, un fallo subito da Giordano e commesso da parte di Carollo. Ottimo raddoppio difensivo questa volta dopo la rimessa da parte di San Martino di Lupari che non permette nessuna visione alla giocatrice di Salcedo e recupera anche palla e il fallo. Dopo la rimessa la palla per Guarise che va in angolo da Rosignoli, le finte di Rosignoli, il tentativo di passaggio dentro sporcato dalla difesa di Salcedo, possesso che resta ancora in attacco per il Fanola, 8 secondi da giocare, fuori la palla per Mini che va da Giordano deve giocare l'1 contro 1, deve forzare perché stanno scadendo i 24 e con l'aiuto del ferro realizza altri 2 punti ridando il nuovo -4 al Fanola, 46-42 punteggio e qui quasi recupero la difesa di San Martino di Lupari che si concretizza completamente con Guarise e il fallo commesso dal capitano ospite Fumagalli. È il quarto fallo personale per lei, forse ci stava anche l'antisportivo qui, non sono della stessa opinione gli arbitri. Intanto time out sul terreno di gioco, Fanola San Martino di Lupari 42, Basket Salcedo 46, 7:23 per terminare il quarto di gioco.
Ultimi 7:23 per terminare la partita qui a San Martino di Lupari. Fanola 42, Sarcedo 46 e recupero dell'ultimo pallone da parte della difesa di San Martino, che ha alzato molto i giri e sta raddoppiando su tutti i palloni per cercare di recuperare questo disavanzo che c'è tra le due formazioni. Atteggiamento ottimo da parte delle Lupe finora in questo quarto di gioco. Giordano a giocare l'1 contro 1, andare fino in fondo, realizzare, subire il fallo e andare in lunetta col libero supplementare. Fallo commesso da parte di, non vedo l'indicazione arbitrale, da parte, sì adesso la vedo, da parte di Garzotto, e Irene Guarise in lunetta con il libero supplementare. Lo sbaglia però, rimbalzo lungo controllato da Giordano che riscarica fuori per Rosignoli, che prende il tiro da 3 punti e realizza la tripla che riporta il vantaggio il Fanola sul 47-46, parziale di 9-0 che ha riportato in partita e in vantaggio le Lupe. Qui intanto Viviani a giocare l'1 contro 1, lo step back, sbaglia però la conclusione, rimbalzo ancora di Rosignoli, autrice dell'ultima tripla che ha dato il vantaggio alle Lupe. La palla dentro per Pini che gioca l'1 contro 1, si gira sui perni, cerca l'appoggio di mano sinistra, lo sbaglia, cortissima questa volta il tiro di Matilde Pini. Già dall'altra parte però Sarcedo che cercherà dentro sicuramente Mandici in questa situazione. La palla si muove, torna fuori per il tiro da 3 punti di Carollo che ridà il vantaggio a Sarcedo. 49-47, partita tutta da giocare con 6 minuti ancora in questo ultimo quarto di gioco. Qui la palla dentro per Rosignoli che subisce fallo, sfruttato bene questa volta dall'attacco di San Martino il mismatch di Rosignoli contro Viviani. Tanto sostituzione sul terreno di gioco per coach Zimerle, scusate. Rientra in campo col numero 8 Colombo. Tanto Rosignoli con 2 tiri liberi realizza il primo, 2 tiri liberi in quanto hanno raggiunto il bonus, già 5 falli commessi per le giocatrici di Sarcedo, saranno sempre tiri liberi per le Lupe da qui a fine partita su ogni fallo subito, non solo sul tentativo di tiro. Tanto rientra in campo Peserico per San Martino, esce Giordano, 6 minuti e 04, perfetta parità sul 49. Viviani per Colombo che ridà a Viviani, i tagli sotto canestro, blocco cross screen sotto canestro per far prendere posizione a Mandic che riceve palla, va a giocare l'1 contro 1, le finte, poi cerca l'appoggio di Tabellone, sbaglia il tiro sul buon aiuto difensivo da parte di Nezzai. Peserico col palleggio vivo chiude il palleggio, va da Nezzai, consegnato con Rosignoli, la finta di tiro di Rosignoli che torna fuori da Nezzai, che finta anche lei, parte lungo la linea di fondo, scarica per Rosignoli che prende un tiro solo da 2 punti questa volta, ma realizza il nuovo vantaggio con questi 2 punti per il San Martino di Lupari. 51-49 il punteggio, 5 minuti per terminare la partita. L'1 contro 1 di Viviani che va dentro fino in fondo a subire fallo. Bravissima la giocatrice di Sarcedo andarsi a recuperare fallo commesso da Pini, è il secondo per lei. Tanto sostituzioni per Sarcedo, rientrano in campo Battilotti e Fumagalli con 4 falli a suo carico. Altro tiro libero realizzato per Silvia Viviani, secondo tiro libero per lei, anche questo a bersaglio. 12 su 12 lunetta per la giocatrice di Sarcedo, il playmaker di Sarcedo. Qui Peserico il consegnato con Rosignoli che gioca l'1 contro 1, si nasconde dietro i blocchi, poi la palla per Nezzai che va dentro per Peserico, ancora fuori in angolo per
per Guarise, che torna fuori da Nezai, che deve prendere il tiro allo scadere di 24, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo e poi sul tentativo di recupero il fallo commesso da Guarise. 51 pari il punteggio, quarto fallo per Guarise, 4:37 per terminare la partita. Possesso per Sarcedo, Viviani col palleggio vivo a superare la metà campo, va sul lato di Fumagalli, pressata da Nezai, il consegnato con Colombo col palleggio vivo, va fino in fondo Colombo, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo e poi a controllare più veloce di tutti è Guarise, che subisce fallo commesso da Mandic. 2 tiri liberi per Irene Guarise e terzo fallo personale per Giovanna Mandic. Guarise in lunetta con i 2 tiri liberi, sbaglia il primo, realizza il secondo a disposizione, 1 su 2 in lunetta, nuovo +1 per il Fanola, 52-51, 4:10, 9 da giocare. Palla per Mandic che va sul lato di Battilotti, Battilotti aspetta le uscite dai blocchi di Viviani, la finta di tiro, il penetra e scarica, la palla ancora per Battilotti col tiro in corsa sbagliato, quasi controlla il rimbalzo, però più veloci sono le giocatrici giallonere. Già dall'altra parte con Peserico che torna in punta, che torna in guardia per Rosignoli, che va sul lato opposto per Guarise, l'1 contro 1 di Guarise con lo scarico per Pini che ribalta per Nezai, che prende un tiro liberissimo, però stavolta è lungo sul secondo ferro, resta a terra però una giocatrice di Sarcedo, non vedo chi è. No, Lorante a terra, una giocatrice di Sarcedo, non ho visto cosa è successo sotto canestro. È il capitano della formazione ospite, Marina Fumagalli, che esce accompagnata tenendo alta la gamba sinistra, probabilmente, non so se ginocchio questa volta, si è girato un po' a ginocchio probabilmente, vediamo, sto guardando in panchina per vedere dove sente il dolore, ma non riesco a capire, o caviglia o ginocchio. Comunque si riparte con Viviani col palleggio vivo che subisce fallo commesso da Peserico. 3:25 da giocare, 52-51 il punteggio a favore della formazione di casa. Rimessa dal fondo per Sarcedo con la palla nelle mani di Colombo, Colombo per Battilotti sul lato opposto per Viviani che prende il catch and shoot da 3 punti e realizza la tripla, nuovo +2 per Sarcedo, 54-52, 3:11 da giocare, partita che si concluderà probabilmente con gli ultimi possessi. Qui la palla dentro per Rosignoli che si gira bene sul perno, è aiutata dal ferro, realizza altri 2 punti che riportano in parità la partita sul 54. Viviani supera la metà campo, pressata la difesa di San Martino di Lupari, già 22 i punti per Viviani in questa partita. Dentro la palla per Mandic che si gira sui perni, viene raddoppiata dalla difesa di San Martino, poi la rotazione difensiva da parte di Guarise che recupera palla, sono già dall'altra parte le giocatrici oronere, con la palla per Guarise che penetra lungo la linea di fondo, il tiro in corsa di Guarise sbagliato, palla per Peserico, 4 secondi da giocare, fuori la palla per Rosignoli che prende il tiro allo scadere di 24, dentro e fuori la sua conclusione, rimbalzo controllato da Mandic che subisce fallo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi.
Bonus raggiunto anche dalle Lupe, quindi 2 tiri liberi per Giovanna Mandic. Tanta sostituzione per coach di Chiara, esce Guarise, rientra in campo Fontana col numero 2, ma 2 tiri liberi per ridare il vantaggio a Sarcedo, se realizzati. Realizza il primo dei due a disposizione Mandic. Secondo tiro libero per lei, realizzato anche il secondo, riporta più 2 Sarcedo, 56-54, 2-9 da giocare. Palla nelle mani di Peserico, penetra e scarica con la palla in ala, fuori per Pini l'1 contro 1, il penetra e scarica un'altra volta per Giordano, un altro penetra e scarica, la palla in angolo per Fontana, dentro e fuori il tiro di Fontana, rimbalzo lungo controllato da Mandic, che sicuramente si è portata in doppia con questo rimbalzo, già nelle ultime due azioni, ed era ad 8 alla fine del terzo quarto di gioco. I Bottilotti col palleggio vivo, la palla per Viviani, l'1 contro 1, il tiro in corsa di Viviani in controtempo che realizza, subisce il fallo, andrà in lunetta col libero supplementare. Grande giocata da parte di Silvia Viviani, che riesce a battere in controtempo le mani protese dei difensori di San Martino e a realizzare un gran canestro. Libero supplementare per lei, realizzato anche questo, chiude il gioco da 3 punti Viviani, riportando a più 5 Sarcedo e costringendo al time out San Martino di Lupari sul 54-59 quando manca 1 minuto e 35 per terminare la partita. (54-59), 5 lunghezze da recuperare per il Fanola contro Sarcedo e 1 minuto e 35 per terminare la partita. Possesso però in attacco dopo il time out per la formazione di casa, che ha subito un parziale di 5-0 in questi ultimi 35 secondi di gioco per riportarsi sotto di 5 lunghezze. Vediamo cosa ha disegnato coach di Chiara dopo la rimessa. La palla in punta per Pini, che prende il tiro da 3 punti, stortissimo però bravissima, rimbalzo Fontana a recuperare palla triplicata, quadruplicata dalla difesa di Sarcedo, poi fallo commesso dai difensori di Sarcedo e Anna Fontana bravissima a recuperare questo rimbalzo dopo il tiro sbagliato, più veloce di tutti a buttarsi sulla palla. È in lunetta adesso con 2 tiri liberi per riportare vicino San Martino di Lupari, realizza il primo dei 2 a disposizione, secondo tiro libero per lei, a bersaglio anche il secondo. 2 su 2 in lunetta per Anna Fontana, e nuovo -3 per il Fanola, 59-56, e cambio esce Pini e rientra in campo Beraldo. 1 minuto e 22 da giocare, quintetto piccolo per coach di Chiara per terminare questa partita. Palla per Viviani dopo la rimessa, la pressione difensiva, riescono a superare il press le giocatrici di Sarcedo. Viviani 1 contro 1, palla dentro per il tiro sbagliato, ma rimbalzo offensivo controllato ancora da Sarcedo.
con la palla che torna nelle mani di Viviani, che va da Battisodo, dentro la palla per Mendic, a cui viene fatto fallo intenzionalmente probabilmente da parte di Guarise per evitare i 2 punti. Andrea Lunetta però con i 2 tiri liberi, Giovanna Mandic. Quinto fallo commesso da parte di Irene Guarise, sostituzione sul terreno di gioco, rientra in campo Pini. 56 secondi e 1. 2 tiri liberi per la lunga di Sarcedo, che realizza il primo a disposizione. Secondo tiro libero per lei. A bersaglio anche il secondo, nuovo più 5 per Sarcedo, 56 a 61. Palla per Fontana, che dà a Pini, di nuovo a Fontana. Il blocco di Pini, Fontana col palleggio vivo, va in angolo da Beraldo, l'1 contro 1 di Beraldo, che scarica per Pini, che va ad appoggiare al tabellone, sbaglia però la conclusione, rimbalzo controllato da Sarcedo e fallo subito ancora da Viviani, che Andrea Lunetta con altri 2 tiri liberi, che saranno il 14° e il 15° di questa partita. Tantissimi falli subiti dal play di Sarcedo, e finora percorso netto per lei Lunetta con 13 su 13. Realizza il 14° Silvia Viviani. E realizza anche il 15°, ridando il più 7 a Sarcedo, però già dall'altra parte col tiro velocissimo da parte di Rosignoli da 3 punti, che riporta a meno 4 San Martino. 59 a 63 il punteggio. Palla nelle mani di Sarcedo, che quasi la butta via. Poi il fallo commesso da Nezzai su Colombo. 2 tiri liberi per Anna Colombo. Non hanno messo i punti a tabellone per... Ah no, adesso li mettono solo da 2 punti il canestro di Rosignoli prima, non da 3 punti. Restano 5 le lunghezze da recuperare, però solo 20 secondi e 8 per terminare la partita. 63 a 58 il punteggio, e Colombo con i 2 tiri liberi sbaglia il primo dei 2 a disposizione. Secondo tiro libero per lei, a bersaglio il secondo, e time out sul terreno di gioco per coach di Chiara. Fanola San Martino di Lupari 58, Basket Sarcedo 64, ultimi 20 secondi e 8 per terminare la partita. Ultimi 20 secondi e 8 per terminare la partita. San Martino 58, Sarcedo 64. Ultimi disperati tentativi di San Martino per recuperare questa partita, e rimessa in attacco per le Lupe con la palla per Rosignoli, che riceve fuori la linea dei 3 punti, gioca l'1 contro 1, lo step back di Rosignoli per il tiro da 3 punti a bersaglio di Rosignoli. 15 secondi da giocare, 61 a 64 il punteggio. Subito fallo commesso nel tentativo di far sbagliare dei liberi da parte di San Martino di Lupari alle giocatrici di Sarcedo, anche se mandano in lunetta la migliore tiratrice finora di liberi della partita, Silvia Viviani, che finora è andata in lunetta alla bellezza di 15 volte, realizzandole tutte e 15, e non sbaglia
Ancora un tiro libero, la giocatrice di Sarcedo realizza anche questi due. 17 su 17, prestazione impressionante al tiro da 3 punti, 66 Sarcedo, 61 Fanola, 9 secondi e 8 da giocare. Rimessa però in attacco per il Fanola. Ricezione ancora di Rosignoli che dovrà forzare da 3 punti, no, va in angolo per il tiro da 3 punti di Peserico che sbaglia, rimbalzo controllato da Pini che viene mandato in lunetta con i 2 tiri liberi, ma mancano solo 4 secondi da giocare. Fallo commesso da parte di Giovanna Mandic. Sbaglia il primo dei 2 a disposizione però Matilde Pini. Secondo tiro libero per lei. Aiutata dal ferro, realizzata 62 a 66, 4 secondi da giocare e subito altro fallo commesso da parte di Beraldo subito dopo la rimessa, subito da parte di Greta Carollo. Lascia solo 3 secondi e 2 da giocare. Sbaglia il primo dei 2 a disposizione Carollo. Resta più 4 per Salcedo comunque. Realizza il secondo che mette probabilmente la parola fine alla partita. C'è comunque la rimessa da parte di San Martino e il tiro di Rosignoli per finire la partita. Termina così la 19ª giornata di Serie A2 femminile del girone nord col Fanola San Martino di Lupari che esce sconfitto in casa contro il Basket Sarcedo con un punteggio di 62 a 67. Io saluto tutti quanti e ci rivediamo per la prossima partita del Fila San Martino di Lupari.